Crescere insieme si può, 60 anni di Confcommercio ad Agrigento, oggi i vertici regionali che ne parlano appunto. Quanto è importante la presenza di Confcommercio nel nostro territorio agrigentino? Ma diventa fondamentale proprio per il ruolo che rappresenta di tutela e al servizio delle imprese. Viviamo in un momento molto particolare, le imprese vivono una difficoltà molto particolare perché devono trasformarsi, devono innovarsi, devono guardare ad un futuro e anche l'associazione si sta muovendo e si muove proprio per dare tutte quelle opportunità e tutta quella tutela sindacale e tutte quelle opportunità che l'associazione può dare ad ogni singola impresa. Un momento difficile per l'economia agrigentina dove ogni giorno purtroppo si registrano chiusure di attività, cosa si può fare in questo senso e qual è il vostro apporto? E bisogna guardare avanti. Noi naturalmente abbiamo anche il nostro centro studi che fa degli studi appunto appositi e notizia proprio degli ultimi giorni, un sondaggio dice proprio che il 65% dei bambini di oggi faranno un lavoro che ancora non è stato inventato, quindi c'è solo di andare dietro l'innovazione, c'è solo di andare dietro al futuro, seguirlo con passione per trovare nuove opportunità. Questo è il ruolo che abbiamo, il ruolo che ci siamo dati, il ruolo che mettiamo a disposizione delle imprese. Oggi è anche un momento in cui si danno delle targhe, dei riconoscimenti a chi ha lavorato tanti anni ed è con voi da tanti anni. Sì, stiamo dando dei riconoscimenti a delle imprese storiche, imprese che sono con noi da oltre 40 anni e ci sembrava giusto, visto e considerato che siamo appunto a spegnere le 60 candeline, dare un nostro piccolo riconoscimento proprio a quelle che sono le imprese storiche della provincia di Agrigento. 60 anni di Confcommercio, oggi qui ad Agrigento si festeggiano anche le aziende storiche, tra le aziende storiche c'è la ditta Scalia. Eh sì, ringrazio il Presidente Picarella che si è voluto ricordare di noi, presenti sulla piazza da parecchio tempo. Io dovevo ancora nascere quando mio padre ha messo piede in questa nostra bella città e oggi mi ritrovo ad essere premiato, insomma sono onorato di ricevere questo premio ringraziando ancora il Presidente Picarella. Dottor Scalia, negli anni come si è evoluto il commercio nella città di Agrigento? Lei chiaramente ha una visione particolare. Eh sì, io ho una visione quando la nostra via Atenea, tante altre piccole strade o anche grandi erano senza i commerci che ci sono ora, la provincia non c'erano pressoché nulla o pochi negozi e oggi vediamo uno svilupparsi che in passato è stato quello del piccolo negozio, il negozio di prossimità, il grande negozio, il negozio medio, andato da lavorare per famiglie per ciò che erano e che sono oggi i lavoratori che prestano l'opera presso le nostre aziende ed è cresciuto parecchio questo tessuto